Primo giorno di saldi e si vede, in centro città, molti coloro che passeggiano stringendo in mano la borsa con l'acquisto tanto atteso. Perché tanti trevigiani, nonostante tutto, approfittano proprio degli sconti, capi d'abbigliamento e calzature, i prodotti che vanno per la maggiore. Si approfitta quindi ancora dei saldi? Sì, il primo giorno è d'obbligo, dai. Che cosa ha preso? Ho preso un vestito, ho preso un cappottino. Quindi abbigliamento. Sì, abbigliamento. Approfittate dei saldi? Perché no? Cosa si sceglie? Abbigliamento, scarpe? Di tutto, soprattutto per i bambini. Avete un budget? Sui 200-300 euro. Si è fissato un budget? No, ci sono cose convenienti. Abbigliamento e calzature, sì, quello che si rimanda fino alla fine. C'è un budget che si è posta? Sui 150, penso di essere in linea con lo standard. Troppo presto naturalmente per fare bilanci, ma l'inizio fa ben sperare tra i commercianti, che però non mancano di ribadire come questo sia il periodo sbagliato per le svendite. Li stiamo usando male, io lo dico ogni anno, magari mi ripeto, secondo me fare i saldi 6 gennaio è vergognoso. Non possiamo pretendere di vendere l'inverno quando comincia l'inverno, di svendere scusa quando comincia l'inverno.